Che poi ti metti gli occhiali, però devi fare così perché da vicino non... Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Di conseguenza io ho fatto un po' di investigazioni, perché visto il report dell'allenamento del Napoli lo faccio io. Cominciamo. Perché vorrei capire, al di là, insomma, io non l'ho mai vista una distrazione, una lesione della pianta del piede, cioè la fascite, per come me l'hanno spiegata, è un'infiammazione e vabbè, si infiamma. Ma una distrazione, una lesione addirittura, come si fa ad allungare la pianta del piede? No, veramente mia ignoranza, ovviamente. Però lasciate il like per Vergara, un like che lo faccia tornare al più presto possibile, più in forma che mai, perché è una delle cose belle di questa stagione e sono molto dispiaciuto, penso che sia molto demoralizzato perché c'era la possibilità di una convocazione nazionale che potrebbe saltare, quindi male, peccato, veramente peccato. E noi facciamo delle ipotesi per quanto riguarda la sua sostituzione, perché Vergara era diventato titolare inamovibile, e ci spostiamo. Voi potete iscrivetevi al canale se siete nuovi, benvenuti, buon martedì. Più tardi probabilmente sull'altro canale parleremo di Champions, perché oggi è Champions e Atalanta-Bayern la voglio vedere, sono curioso a 360 gradi. Però un paio di cose. Prima di tutto wrong, perché lo mettiamo così poco meglio, che poi anche l'occhio vuole la sua parte. Allora vediamo chi, perché ci sono dei recuperi possibili, è ancora presto perché martedì si gioca sabato, quindi ci saranno altre sessioni di allenamento. Però ho fatto un po' una ricerca ispirato da un post di Mario su X, dove cercava ti ho trovato McTominay, perché nelle foto che insomma il Napoli non è che posta, però esistono, per quanto riguarda l'allenamento si vede e non si vede McTominay, poi si vede. Quelli che io non ho visto sono Lobotka e sono Elmas. Poi, permesso speciale per Elmas, tenevo che fa e quindi una partita salto un allenamento. Questo non lo possiamo sapere, però sono andato a vedere tutti per capire senza Vergara cosa si può fare, perché la mia idea è quella di mettere De Bruyne subito, se fosse già in grado di partire. De Bruyne vicino alla punta, De Bruyne che può ispirare, che può scambiare nello stretto, che può tirare in porta. È un De Bruyne che non abbiamo visto e che non abbiamo avuto modo di vedere. Poi c'era quella là un po' più logica, un po' più conservativa di utilizzare Elmas, c'è Giovane, ma molto dipenderà dallo stato di forma di Anguissa e McTominay per capire a centrocampo. Ci ritorniamo a questa schermata. Prima volevo portarvi qua, però anche qua in questo caso ci spostiamo nell'altra schermata. Io mi faccio piccolo e possiamo investigare. Ci sono varie foto che possiamo guardare nello specifico e io ho zoomato, ho cercato di vederli tutti. Per esempio qua l'ultima foto che è stata postata e possiamo apprezzare subito De Bruyne, Lukaku. Alle loro spalle questo dovrebbe essere buongiorno. Qui li rivediamo. Non mi piace qua che Lukaku si tocca un po' dietro, non è il massimo, però Giovane. Qui vediamo Anguissa. Questi sono due giovani della primavera. Politano. Qui già intravediamo McTominay. Quindi quando ci dicevi, ricordate quando ci dicevano ha lavorato parzialmente in gruppo, si è unito al gruppo, ha fatto personalizzato, quindi queste che sono foto di gruppo, può essere che un Lobotka stia facendo un personalizzato a parte, perché in queste foto Lobo non si vede. Poi nello specifico non si vede neanche Elmas, non ci hanno detto niente di Elmas, quindi non sto dicendo niente di che, non mi è arrivato nemmeno uno spiffero, non lo so, vi so solo dire che non c'è in queste foto. Poi può essere pure un caso che in tutte le inquadrature era nascosto Mazzocchi, Juan Jesus, qui c'è Baukema, qua vediamo Olivera, Højlund, Gutierrez,
Kevin col numerino 10, ancora Giovane, qui ancora li vediamo tutti, Lukaku, De Bruyne, Beukema, Politano, il signor Giovanni Manna che sta a telefono perché ci sono notizie di mercato che poi dovremmo esplorare, ma andiamo piano con il mercato perché non si fanno stupidaggini, tipo vendere Elmas al Manchester United, la Fontana, non vi preoccupate. Spinazzola, qui li rivediamo ancora, continuiamo l'investigazione, Juan Jesus, qua vediamo anche Alisson, qui vediamo Mazzocchi, qui vediamo Primavera e qui più o meno li possiamo vedere tutti. Giovane, Alisson, Gilmour, c'è qualcuno dietro Alisson che non si può identificare, magari è un Primavera come questo qua c'è Mazzocchi, Pinazzola, Olivera, Juan Jesus, Lungagnone della Primavera, Politano, Anghissà, Lukaku, Højlund, anche qui si vede Gutierrez, ma non riesco a cercare Elmas da nessuna parte con la sua testa a panettone, anche perché poi ha aggiunto anche un taglio di capelli particolare ultimamente. Guardate Bruno come si guarda a Gilmour, buongiorno, a capo lo cuscino, ancora Lukaku, esercitazioni varie, e questo è cerco, e qui per esempio si vede un McTominay sfocato qua nello sfondo, e in questa foto pure possiamo cercare di capire, ma non vedo Elmas da nessuna parte. Non sto lanciando nessun allarme, sto semplicemente dicendo che nel caso in cui voi lasciate il like, perché a prescindere si lascia il like, nel caso in cui dovesse uscire una cosa all'improvviso non cadete dal pero, è l'unica cosa che vi posso dire, ma non ci voglio proprio pensare perché veramente potrebbe essere, quante volte abbiamo sentito un permesso speciale, è andato a fare una cosa, era già concordato, oppure magari una cosa sfiziosa, appena segni ti do un giorno in più di perché te lo sei meritato, non lo possiamo sapere. Sull'Obot che invece il discorso, ovviamente venendo dall'infortunio, può essere che abbia bisogno ancora un po' più di tempo. Quindi questa è la situazione e possiamo divertirci a inventarci quella che è una formazione probabile senza cambiare modulo, perché qualcuno sta dicendo li rimette tutto in campo subito. Io non credo che si cambi modulo, e non credo, perché si è trovato un equilibrio, poi cambiare di nuovo si cambia quando c'hai la necessità di cambiare, pure si cambia se vuoi aggiungere della qualità dove ti serve. Però in questo momento Olivera Beukema è uno di quei ballottaggi 50 e 50, finché non comincia la partita non sappiamo, a parità di condizione fisica sempre, quindi a me sta anche bene che si alternino in maniera anche scientifica, nessuno sovraccarica, restano entrambi sul pezzo fino alla fine della stagione. Manchester e Buongiorno devono fare gli straordinari, aspettando Rachmani e aspettando Di Lorenzo. Per i portieri il solito fatto, non abbiamo capito se Milinkovic si è ripreso la titolarità oppure no, aspettiamo. Anghissà molto presente nelle foto, McTominay meno presente nelle foto. Ovviamente McTominay non ha giocato, era elegantissimo a bordo campo. Anghissà si è fatto mezzo tempo, quindi facciamo conto che Anghissà dopo i 45 minuti magari, teniamo presente anche che Vergara è uscito per infortunio, quindi a Anghissà magari è stato chiesto di fare uno sforzo iniziale, magari ne aveva 20, ne ha fatti 45, per capirci, però ne ha fatti 45, ne può fare altri 45, ne può fare 60, secondo me. Quindi più Anghissà che McTominay, e magari possono fare una staffetta tra Politano e Mazzocchi, ovviamente. Politano, Spina alla fine dà soddisfazione, anche questa qua è un 50 e 50 che si può accettare. Quello che è sicuro è che Conte, come De Rossi, come Gasperini, sta preferendo anche questa alternanza e metterli a piedi invertito anche gli esterni, i quarti, i famosi quinti, quindi preferisce Spinazzola qua e Politano qua, con Gutierrez che può fare entrambe le cose, ovviamente. Però partiamo così. Alisson dovrebbe essere certo del posto, Lukaku anche lui starà mettendo più minuti, ma partire dall'inizio la vedo difficile, e qua ci sono le varie soluzioni. Se Elmas sta bene, secondo me Elmas in primis, con De Bruyne pronto ad entrare, però te lo puoi giocare anche a centrocampo, secondo me De Bruyne. Giovane non è da escludere, ma credo che sia un po' più dietro le gerarchie. Altrimenti ci sono sempre soluzioni alternative, come per esempio mettere Politano in questa zona. Sembra quasi che sai, poco. Allora, e mettere poi Gutierrez sulla fascia, cosa che non amo io e onestamente neanche Conte, perché anche Conte lo ha detto, Politano io lo voglio su lungolinea dove può puntare l'uomo meglio rispetto a stare al centro
proprio una cosa che in maniera naturale non fa. Poi i giocatori si adattano. Lo stesso Gutierrez a destra noi non lo ritenevamo possibile, adesso è una soluzione che puoi adottare. Adesso si è parlato molto di Sarri, Maldini, il nuovo Mertens, piano, cala, Merlino, cala. Però è una di quelle soluzioni disperate che Sarri fa perché non gli piace, teneva Castellano, ci ha provato, niente da fare, venduto. Dia male proprio. Poi hanno preso Ratkov che non è il suo attaccante, ci prova con Maldini, lo alterna col Dia, ogni tanto ci ha messo Noslin, le sta provando tutte per trovare uno che possa fare l'attaccante. Ieri Maldini segna, ho detto Maldini doveva segnare, tra l'altro con un controllo insomma per me non l'ha controllata nemmeno benissimo, comunque gli è andata bene. Poi addirittura nell'emergenza ha preferito mettere Patrick a centrocampo invece di adattare un bel Aiane che dovrebbe essere una mezzala che però può giocare a centrocampo con l'infortunio di Cataldi. Addirittura Patrick mediano. Quindi si fa di necessità virtù e ci si inventa delle cose. Alle volte è proprio così che escono fuori nuovi ruoli per giocatori che sembravano impensabili. Cialanoglu, un giocatore ad attacco lo fai diventare mediano. Sì, si può fare. Se si mentalizzano, se lo vogliono fare lo fanno. Quindi questa è la situazione. Io prego tantissimo che insomma che Elmas sia semplicemente un permesso accordato e niente di che, oppure che stava nascosto dietro qualche altro e nelle foto guarda caso non è uscito. Su Lobotka un pochino meno convinzione di un recupero lampo. Però abbiamo domani, mercoledì, abbiamo giovedì e abbiamo venerdì per l'ultima rifinitura. Poi sabato tengo pure le prove, ma state tuned, iscrivetevi al canale così saprete se riusciamo a fare, se perdiamo un'altra live, non lo so, purtroppo la musica così è imponderabile come una partita di Serie A. Sky ci dice, lasciate il like, che per Vergara, per farlo tornare il più presto possibile, fanno un'ipotesi di almeno un mese. Purtroppo questo è, io ho chiesto a chi di dovere per vedere se possiamo capire questa distrazione della pianta. Si è distratta la pianta stava là, si è distratta un attimo. Non fa neanche ridere. Da New York, Valerio Fluto è tutto. Preparatevi per la Champions che deve essere, non lo so, finisce tanto a poco. Il Bayern di Monaco è arrivato. Il numero di gol che fatto il Bayern di Monaco sta al limite di ogni record pazzesco. Cioè, sono proprio curioso.